Domenica 28 febbraio 1982, sono le 14 e stiamo per intraprendere un volo nella zona del Cadore di Cortina d'Ampezzo. Siamo appena decollati su Partenavia P66C Marche Alfa Quebec. Ecco, lasciamo in distanza i monti dell'Alpago, che alla fine del volo vedremo più in dettaglio, e ci addentriamo nella valle del Piave. Ecco, in particolare il paese di Cadola. Ecco il bacino della Val Gallina. Ecco, in particolare in questo momento stiamo sorvolando il paese di Codissago. Ecco Castellavazzo a sinistra, ecco Castellavazzo, ed ora vedremo il paese di Podenzoi, che in questo volo fa da porta d'ingresso per imboccare la valle di Zoldo. Ecco, ormai siamo entrati nella valle di Zoldo, spuntano le cime di Bosco Nero al di là del crinale. Ed ecco che percorrendo la valle di Zoldo appare imponente il Pelmo, il Monte Pelmo. Qui la quota è ancora di circa 6.000 piedi. Ed ecco apparire sulla nostra destra le cime di Bosco Nero. Ecco, in lontananza la Croda Marcora. Ecco, lasciamo il Monte Rite sulla nostra destra. Qui si apre la valle verso il Cadore, ma noi proseguiamo verso Cortina d'Ampezzo. Ecco l'Antelao, sempre imponente, ecco un particolare di un paese della Val Zoldana, e ancora il Pelmo che stiamo avvicinando. Ed ora lo costeggeremo e ne riprenderemo dei particolari. In questo momento la nostra quota è di circa 2200 metri. Ecco sempre le pareti del Pelmo.
Ecco, stiamo lasciando il pelmo, sorvoliamo le rocchette per portarci appunto, come già detto, su Cortina d'Ampezzo. Ecco ancora in lontananza l'Antelao con la Forcella Grande. Ecco, stiamo sorvolando in questo momento la Croda da Lago, la zona del rifugio Palmieri. Ecco, in lontananza il Monte Duranno. Ed ecco il Monte Cristallo con il gruppo del Pomagagnon, la Croda Rossa e in basso Cortina d'Ampezzo. Qui purtroppo un po' di turbolenza rende l'immagine non troppo stabile. Ecco, sempre un particolare la Croda Rossa, il Pomagagnon, e ancora il Monte Cristallo. Ecco ancora un particolare di Cortina, riconosciamo chiaramente lo stadio del ghiaccio. Ripetiamo, qui c'è una certa turbolenza che non permette immagini molto ferme. Ancora il Monte Cristallo e da questo momento cominciamo l'avvicinamento alle 3 cime di Lavaredo. Abbiamo raggiunto in questo momento la quota di 3500 metri. Sempre più in particolare il Monte Cristallo. Ed eccoci nel gruppo delle 3 cime. Riconosciamo il Paterno, la Croda dei Toni, ed ora, avvicinandoci, ne faremo il giro completo, pareti nord e pareti sud.
Ecco le tre cime, siamo tra i 3.000 e i 4.000 metri. Ecco, giungiamo nella parte nord in ombra, ecco imponente la parete nord della cima grande, ecco in particolare le cime, le vette. Ripetiamo, 28 febbraio 1982, giornata meravigliosa. Ecco la piccola, la piccolissima, ripetiamo, siamo a una quota di circa 3.500 metri. Ora sorvoliamo la Forcella Lavaredo ed avremo una visione ora delle pareti verso sud. Lasciando le tre cime, ecco per un momento il lago di Misurina. Ed ecco ora l'Antelao. Ancora il Pelmo, chiaramente da un'altra prospettiva. Sempre la cima dell'Antelao. Ed ecco il paese di Calalzo sorvolando la Val d'Otten. Siamo, ripetiamo ancora, oltre i 3.000 metri. Ecco il lago di Centrocadore, ancora completamente gelato, la diga. A questo momento siamo a circa 30 minuti di volo, una velocità media di 200 km all'ora. Ecco ancora Calalzo, Pieve di Cadore, Tai e gli altri centri. Ecco, un attimo, vediamo, scorgiamo in basso Domegge. Ed ora lasciamo il Centrocadore per addentrarci attraverso Vedorcia sugli spalti, sorvolarli, li vedremo fra poco.
Ecco il momento del sorvolo degli spalti di Val Montanaia, degli spalti di Toro, scusate, e ci portiamo in Val Montanaia. Ecco l'immensità degli spalti, imponenti, bellissimi dall'alto, con la Forcella Spé a destra. Ed eccoci giunti in Val Montanaia. Ecco, meraviglioso al centro, lo vedremo meglio nelle immagini successive, il campanile omonimo. Ecco appunto la Val Montanaia. Ecco, questa Val Montanaia è Val Cimoliana. Ora con un'ampia virata in cui si potrà scorgere la cima dei Preti e il Duranno, riprenderemo ancora una volta meglio questo miracolo di architettura dolomitica che è il campanile di Val Montanaia. Ecco appunto le due valli, la Cimoliana e la Montanaia, con il famosissimo campanile al centro. Ecco le cime del gruppo del Duranno .
Ora proseguendo sorvoleremo la Valcellina, i monti dell'Alpago e ci portiamo appunto in quella zona onde poterli riprendere in particolare. Ecco qui ancora Forcella Spey, vista però sul versante sud, dall'altra parte, con precipitosa la valle di Santa Maria. Sempre le cime del gruppo del Duranno. Eccoci giunti in Alpago, queste sono le cime. Ora avremo una visione in controluce del lago di Santa Croce ancora semighiacciato. Ed ora inizia la nostra carrellata, in particolare lungo le cime dell'Alpago fino al Monte d'Olada. A questo punto sono passati circa 55 minuti di volo. Ecco appunto la carrellata, ci manteniamo sui 3000 metri. Protendendo in basso l'obiettivo, abbiamo dei particolari sui paesi dell'Alpago.
Continua la nostra carrellata sui monti dell'Alpago. Ecco il Teverone in particolare, ecco il Monte Dolada, la Valle del Piave, ed ora puntiamo diretti verso la Gusella del Vescovà.